Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 11 settembre, ultima puntata della settimana e oggi puntata dedicata alla preparazione di Cagliari-Parma, sabato ore 15, primo scontro salvezza del Cagliari. Facciamo entrare, diamo il buongiorno a Francesco, ben trovato Fra. Bonjour, 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 bonjour à a tous tout le monde, a tout le monde. Come stiamo? andiamo? Bene, bene, belli carichi per la giornatina semplice di oggi. Infatti abbiamo già Bah, un messaggino di Andrea. Hola, ma il mercato nel fantacalcio quando è? non si parla di fantacalcio in primi 3 quarti d'ora di Quindi trasmissione. ne parliamo alla fine. Andre, Speriamo alla seguici fine. anche perché oggi abbiamo due Sappiate, ospiti importanti, lato Cagliari, lato Parma, quindi andremo a presentare per bene la sfida della Domus. Fra, però c'è da dire che ieri abbiamo avuto una notizia un po' così, nel senso che Luvumbo è entrato nel tunnel degli infortuni post nazionale, quindi probabilmente non ci sarà nella sfida senza contro il Parma. probabilmente. Esatto, non ci sarà Senza lesione. probabilmente. Sì. L'abbiamo detto ieri che c'era insomma, questa possibilità che poi si è trasformata in conferma nella serata, quando poi è arrivata la notizia del Cagliari nel report con appunto questa lesione di basso grado agli adduttori della coscia destra, uno Zito che continua a essere un po' fragile a livello muscolare già da anni, già da tempo, e quindi non ci sarà contro il Parma. Peccato, perché sappiamo che il Parma insomma è una delle squadre che portano sicuramente dolci ricordi a Luvumbo, vista la doppietta nella semifinale playoff di andata per la promozione in Serie A nell'estate 2023, ma di base priva anche Pisacane soprattutto di una di quelle armi tattiche a gara in corso, uno di quelli che può cambiare un po' le sorti del match quando è, come dire, concentrato sul pezzo in tutte e due le fasi, insomma, sia in quella di possesso che in quella di non possesso. Napoli è entrato bene, è stato anche molto pericoloso, però poi alla fine diciamo che i soliti difetti di precisione sotto porta di Zito in qualche modo poi hanno anche indirizzato la gara, nel senso che lui ha avuto un paio di occasioni per fare male, mancata precisione, e poi alla fine sappiamo com'è andata al Maradona. Sì. Questo poi rimette in qualche modo in auge anche la figura di Felici, nel senso che a una gara in corso l'ex Feral Pisalo potrebbe tornare molto utile, anche perché poi Abudusò insomma ha fatto bene. Stiamo vedendo un po' anche ancora una volta le immagini dell'amichevole della settimana scorsa, di venerdì scorso. Uno dei più positivi, 90 minuti in campo, gol, assist, gol sfiorati, insomma
sicuramente si candida per essere un giocatore molto utile a E questa magari squadra prendere da qui proprio in quel avanti. ruolo di Luvumbo come scelta a gara in corsa. È ovvio che là davanti bisognerà capire se ci sarà la possibilità di vedere l'esordio di Belotti oppure se magari verrà confermato Borrelli. Io penso che Esposito, ma l'abbiamo visto anche ieri nell'incontro al Cagliari Store dove c'erano appunto Esposito e Zappa, un Esposito che mi pare che abbia già capito quale voglia essere la sua stagione. Lui vuol migliorare lo score dello scorso anno. È stato piacevolmente sorpreso dall'accoglienza all'aeroporto e quindi, insomma, parole importanti. Devo dare Sì. qualcosa a questa gente che mi ha dimostrato la sua felicità anche quando è entrato in campo in Coppa Italia. Insomma, non mi era mai capitato di essere accolto così. Belle parole, però poi Abbiamo il video di Esposito, quindi lo possiamo anche ascoltare in maniera tale poi appunto da commentarlo dopo. Sono state alcune settimane abbastanza lunghe per me perché comunque era una trattativa che sembrava non finire mai, però alla fine diciamo che la mia volontà si è fatta valere e alla fine ho ottenuto quello che volevo. Sicuramente ho sentito parlare perché tanti amici hanno giocato qua, tanti compagni di squadra, e mi hanno parlato bene della piazza, ma ho giocato anch'io contro il Cagliari, a Cagliari e purtroppo mi ricordo bene, però sicuramente è una piazza importante, una piazza con tanti tifosi, con tante aspettative, tanta pressione, mi piace la pressione, quindi sono voluto venire fortemente qua. No, spogliatoio bene perché conoscevo veramente tanti ragazzi che giocano e giocavano qua. E diciamo che la frase più famosa che ho sentito dire era quella lì che Cagliari è un po' la nazionale della Sardegna, che tutti i sardi tifano il Cagliari e comunque tutta la popolazione è dietro a questi colori, è una cosa bellissima e quest'anno speriamo di portarceli tutti dietro. Sicuramente far gol è un'emozione unica, diciamo il gol è il senso di questo sport e quindi sicuramente attendo di far gol e spero di farlo il prima possibile, però senza fretta perché alla fine conta il risultato, non il gol. Il rapporto con il mister per adesso è bellissimo, parliamo un po' la stessa lingua, tra virgolette, lo stesso dialetto, mi sprona tutti i giorni, è un po' quello che mi serve, anche per questo è stata una scelta voluta venire qua, perché comunque da fuori si vedeva che era un allenatore con carattere, un allenatore che non ne manda a dire e anche per questo quindi sono voluto venire qua. Secondo me è un ottimo allenatore. È la prima esperienza, però comunque ha già giocato in palcoscenici del genere, importanti, in Serie A e quindi anche per questo ci darà una grande mano. Sicuramente giocare con delle squadre che lottano per altri obiettivi rispetto a noi è sempre difficile, però comunque penso che con la Fiorentina probabilmente meritavamo anche qualcosa in più. Con il Napoli abbiamo fatto una grande partita di attenzione e sicuramente abbiamo fatto anche molto bene con la palla, probabilmente meritavamo il pareggio, però il calcio è questo, fatto di episodi e per questa volta ci è andata di sfortuna. Sicuramente questa concorrenza sprona a dare di più, fa piacere perché comunque ti sprona a ogni allenamento a spingere, a non accontentarti mai. Anche perché alla fine il mister ci ha detto chiaro che giocherà chi merita, in primis in allenamento e poi in partita, quindi secondo me può fare solo che bene. Eccoci qua, queste le parole di Sebastiano Esposito. Luca, parliamo la stessa lingua, lo stesso dialetto, ma in realtà ha un'inflessione molto, molto nordica, visto che ha vissuto tanti anni al nord, insomma, prima nel settore giovanile dell'Inter e quant'altro. Battuta, insomma, questa chiaramente aggiunge poco all'analisi, però no, un giocatore che è chiamato a essere necessariamente uno dei leader in campo di questo Cagliari, perché insomma le pressioni ci sono, inutile negarlo. No, ma poi, ricordiamo che noi durante il ritiro abbiamo passato 20 giorni ad avere dalla mattina alla sera la domanda: ma Esposito quando arriva? Quindi ci sono Esatto. tante aspettative
su di lui e mi pare che lui non si tiri indietro, insomma, è un giocatore che sicuramente vuol fare quel passo in più, quella consacrazione, perché l'ha detto 8 gol lo scorso anno, voglio fare meglio, proprio che l'obiettivo è la doppia cifra che ha realizzato Piccoli la scorsa stagione. Parliamo di un giocatore che, insomma, a seguito, a tecnica, è un giocatore che può fare diversi ruoli e sicuramente è il valore aggiunto del Cagliari, uno dei valori aggiunti del Cagliari di questa stagione. Sì, soprattutto perché il Cagliari lo ha preso a titolo definitivo, cioè di fatto è un Quindi- prestito con obbligo, però Esatto. di base va a essere un acquisto a titolo definitivo. La prima volta di fatto nella carriera di Sebastiano Esposito, il Cagliari ha Che ha puntato girato tanto tanto, certo. su di lui. Ma sai con chi possiamo parlare di Esposito, caro Luca? Che vedo che si è appena Andiamo. collegato, Enrico Pilia, responsabile delle pagine sportive dell'Unione Sarda. Ciao Enrico, ben trovato. Buongiorno a E tutti, buona ciao giornata. a tutti, ciao. Come stai? Non posso lamentarmi, grazie. E già questo è un ottimo È un ottimo risultato, inizio. è un buon risultato. Esatto, è un buon risultato. Allora, con Enrico chiaramente parleremo tanto di Cagliari in questo primo collegamento della mattina. Però Henry, permettimi, sfrutto anche il tuo ruolo istituzionale per fare Sì. un piccolo commento anche sullo stato dello sport sardo, perché in questa settimana si è parlato tanto di extracalcio, di extra Cagliari, e abbiamo avuto ieri Eliseo Secci, presidente della FIPAV regionale, per parlare di Alessia Orro, e tu hai fatto lunedì l'editoriale proprio su di lei. Sì, è stata una settimana straordinaria per lo sport sardo, per questa ragazza che non solo è una giocatrice fortissima, non solo è una rappresentante della Sardegna ad altissimo livello, fa parte della squadra. Ho letto molti commentatori che hanno scritto la più forte squadra dello sport italiano di sempre, perché comunque i dati lo testimoniano, e quell'esporre il vessillo dei quattro mori durante la premiazione, dove è stata eletta miglior giocatrice del campionato del mondo, di uno sport che fanno tantissimi, e allora devo dire che è stato un grande orgoglio anche raccontare un po' che tipo di ragazza è, che tipo di giocatrice è, ed è pronta, appena arrivata a Narboli aveva già le valigie pronte per la trasferta di Istanbul. Diciamo che rispetto a grandissimi campioni, parlo di Sinner, parlo di altri super atleti italiani, lei ha questo sorriso contagioso, anche questo dissacrare un po', anche momenti sacri come quelli della vittoria, che la portano sicuramente a essere nel cuore di tutti i tifosi. Il volley, come accade per il tennis, ogni tanto ha un po' sfondato il suo perimetro e si è allargato a insomma, diventare un fenomeno sociale. Sì, diciamo proprio anche questo ieri con Eliseo Secci. Tra l'altro lui ha detto è la nostra principessa, invece tu ti sei slanciato ancora più in alto, perché è la regina di Sardegna, l'ha definita In così. questo momento sì, perché ne ha tutti i connotati. Ho anche scritto rischiando grosso, e che è una bellissima ragazza, perché comunque anche il fattore estetico di una bellissima atleta come lei conta, ma lei ha una bellezza anche molto ironica, anche nel modo di porgersi con le compagne, come gestisce il gruppo, come proprio tocca, accarezza e stringe le ragazze dopo un punto fatto, anche dopo un punto subito. Ebbene, questo ne fa una straordinaria leader, e spesso le regine sono anche leader. Assolutamente sì. Henry, passiamo subito al Cagliari, perché insomma Sì. chiaramente arriviamo da questa prima sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo visto settimana scorsa la sgambata di Budusò, perché così va definita, bisogna sempre ricordarsi, comunque un test in cui mancano alcuni giocatori, in cui vai più forse a trovare anche alcune comunità locali, no? Per cercare un po' di nuovamente solleticare il tifo del Cagliari, specie in zone in cui magari c'è più una prevalenza di tifo di squadre nazionali. Però intanto ti chiedo come hai visto questo inizio di stagione e soprattutto il mercato, perché soprattutto nell'ultima settimana il Cagliari ha dato una certa direzione al suo mercato, prima con le cessioni di Piccoli e Zorte e poi con l'acquisto dei due difensori Zepeda e Rodriguez e soprattutto di Belotti. Cioè, come vedi questo inizio di annata? Allora, sarò sincero, forse anche per l'età che ho raggiunto, credo, io avevo una grande diffidenza
lo dico senza il minimo problema, su Pisacane, sul progetto, sull'arrivo di Angelozzi, avevo diverse riserve, più che diffidenza, riserve, perché mi sembrava una scommessa troppo grande da parte di Tommaso Giulini. Invece, Angelozzi, da grande esperto, perché ha 70 anni ed è da 40 anni nel calcio, prima da giocatore, poi da dirigente, Angelozzi ha sistemato le cose. Cioè, chiunque di noi avrebbe venduto Piccoli a quella cifra, l'avremmo accompagnato Tornate noi in macchina sino all'aeroporto. Stavamo organizzando anche la macchinata. Sì, ma anche il rinfresco. Esatto. Poi su Pisacane, cosa dire? Quegli occhi, quel modo di gestire anche il personaggio, ne fa un predestinato, ne fa un assatanato di calcio. E il Cagliari diceva questo: noi abbiamo fra le mani non solo un aziendalista, ma uno che spacca il cuore delle persone, che arriva dritto al punto. E poi, se tutto questo si traduce in 2 partite dove il Cagliari forse meritava qualcosa di più, possiamo dire che siamo davanti a un piccolo fenomeno, una piccola grande sorpresa di questo campionato, perché un punto va benissimo, sarebbero stati 2 sino agli ultimi 30 secondi. Però quella partita di Napoli fa capire che il percorso, cioè la massima applicazione, compattezza, maniacale applicazione difensiva, questo può portare a buoni risultati. Poi sai, dopo 2 partite la gente dice sì, però il Cagliari potrà puntare a qualcosa di più. No, dovete dirlo prima. Adesso siamo bravi tutti. Però ecco, diciamo, non c'è più spazio nel carro. 6,5-7 a mercato e a cose fatte, a mercato e alle prime 2 partite. L'esame vero è quello di sabato, lo sappiamo tutti, perché comunque certo, il Parma viaggia agli stessi ritmi e con gli stessi obiettivi, cioè devi fare la partita, non devi più metterti tutti dietro la palla e cercare di non prenderle. Adesso devi farla e vedremo, perché insomma il vero esame è quello di sabato. C'è una domanda per te, Enrico, che è arrivata proprio adesso da uno dei nostri commentatori, Luca. Lo mettiamo subito. Enrico, secondo te il Cagliari sta riuscendo a gestire bene questa fase di cambiamento e quali elementi o giocatori possono essere decisivi per il suo rendimento? Allora, la sta gestendo bene. L'altro dubbio che avevo è che Pisacane soffrisse la personalità di Mina. Mina, come avete visto, prende la palla, sta lì, riflette, pensa al lancio, pensa al passaggio. Si è preso il ruolo di leader assoluto della squadra. Questa gestione fra l'allenatore giovanissimo e il grande campione internazionale può essere o il fattore di svolta oppure un piccolo fattore di crisi. Si è visto sul rigore, insomma, ci sono diverse cose che devono essere aggiustate, ma stiamo parlando di un gruppo di 30 persone. In un gruppo di 30 persone succede qualsiasi casino possibile. Detto questo, il Cagliari la sta gestendo molto bene, perché mi sembra che dentro la società abbiano blindato la fiducia a Pisacane, cioè si va avanti con lui, questo è il responsabile tecnico, Angelozzi lo coccola abbastanza, quindi questa gestione mi sembra fatta molto bene. In campo abbiamo visto tutti che comunque il Cagliari ha fatto delle buone cose. Sì, col Napoli le ha subite per quasi 90 minuti, però poteva segnare, però ha resistito. Il fatto di resistere non è un'accezione negativa, a calcio si gioca anche così. Quindi secondo me, rispondo, sta gestendo molto bene questa fase di cambiamento, smentendo tanta diffidenza che c'era intorno. Luca, altre domande? Da parte tua, ovviamente. No, allora io mi allaccio proprio sul discorso dei giocatori decisivi. Allora ti chiedo, Enrico, come vedi l'acquisto di Belotti? Perché comunque Belotti mi pare che non abbia bisogno di presentazioni. È anche vero che negli ultimi anni ha avuto un po' più di difficoltà e Cagliari è vista magari come la sua potenziale rinascita. È un giocatore che comunque, se sta bene, può essere sicuramente un valore aggiunto, visto anche la perdita di Piccoli là davanti. Allora, abbiamo davanti i numeri, cioè Belotti ha fallito nelle ultime piazze dove ha giocato e ci sembrava che fosse arrivato un 38enne, invece c'ha 31 anni. Esatto. Questo è 31 anni, deve arrivare il pieno della carriera. Quindi certamente può essere una piazza di grande rilancio, certamente lui è voluto venire a Cagliari. Questo significa che lui ha scelto una piazza medio-bassa dal punto di vista della pressione, dove però deve fare gol. E quindi anche lui si mette sotto esame.
Sono pronto a ricredermi, io ho diffidenza su Belotti, ma già mi hanno smentito Angelozzi, Pisacane, il progetto, le partite. Non ne sto azzeccando una, e quindi attenzione, perché Belotti potrebbe essere la grande sorpresa. Esposito è un giocatore di altissimo livello, secondo me, potenzialmente parlando. È arrivato un laterale sinistro dal Portogallo, dall'Uruguay, scusate, del quale mi dicono gran bene anche come dire, osservatori locali di lì. Sì, sì, sì. È un giocatore sul quale puntavano diversi grandi club e non si sa per quale magia, grazie anche agli osservatori del Cagliari, sia arrivato a Cagliari. E quindi su questo bisogna puntare. Il Cagliari ha puntellato la difesa molto bene, speriamo. E insomma ci sono i ricambi di Mina e Luperto. Abbiamo visto che De Jong ha fatto il difensore per tutto il precampionato. Esatto. Quello era un brutto segnale, ma insomma, bisognava dare tempo al tempo. Comunque ti dico che Esposito può essere una delle grandi sorprese. Ha detto bene Francesco prima, è del Cagliari praticamente, quindi qui deve fare, come dire, deve mettere su casa. Sì, sì, e non è un caso, nel senso che effettivamente di solito diciamo spesso il giocatore trentenne o ultra trentenne viene sempre molto volentieri a Cagliari. Il giocatore 22enne, 23enne No. la considera come una piazza di passaggio. Beh, Credo l'abbiamo che appena l'esempio visto, di Piccoli, cioè, Piccoli e Zortea hanno sempre detto che erano pronti al salto, più o Esatto. meno chiaramente. Complimenti, perché comunque sono andati in club che fanno la Champions, cioè Sì, che sì, uno quasi fanno la Champions, quindi cioè puntano ad arrivare in quella zona della classifica. Su Piccoli c'è una pressione, un'attesa pazzesca, su Zortea un po' meno. Temevo molto, lo dico, un'altra smentita che mi ha dato il Cagliari, temevo su Caprile, cioè Caprile era chiaramente di passaggio, dati alla mano, conoscendo il calcio italiano, e invece l'abbiamo tenuto e quello è un mostro. Quello è uno dei giocatori sui quali è proprio un altro livello. Sì, Belotti, ragazzi, diciamocela francamente, Belotti ha fallito malamente dovunque è andato. Aspettiamo, cioè stiamo parlando di 5 gol in 3 anni, se non vado... Sì, sì. Diciamo che il Otto. discorso su Belotti è dato dal fatto che effettivamente arriva in una piazza in cui sicuramente c'è meno pressione rispetto a Roma, Firenze, a Como forse c'era meno pressione rispetto alle precedenti, però forse si è trovato 5 mesi. è quello, cioè si è trovato secondo me nel momento sbagliato per lui, perché la sono squadra ha trovato esplosi tutti gli altri. Esatto, è quello che dico, è proprio quello, quindi magari davvero a Cagliari può trovare quella serenità. Io vi posso garantire, io negli ultimi anni sono andato praticamente sempre all'aeroporto ad accogliere i giocatori, a prendere le prime parole dei giocatori, anche proprio per vedere la reazione, no? Dell'arrivo di fronte ai tifosi, di fronte anche al calore della piazza cagliaritana. E poi quest'anno Luca è andato più volte di me, però io sono andato sia per Esposito che per Belotti e anche per Borrelli. Cioè, io vi assicuro, le facce come sono usciti dall'area sterile, gli occhi così, perché tutta questa gente è davvero per me, ma davvero è per me. E Belotti, dei 3 che ho visto quest'anno, è stato quello ancora che era più stupito di tutti, perché veramente diceva, ma io gli ultimi anni probabilmente era il suo ragionamento, immagino implicito, ma insomma non ho fatto benissimo in questi anni, eppure sembrava che fosse arrivato davvero il salvatore della patria. Infatti dicevo anche ai colleghi dell'ufficio stampa del Cagliari, ho detto, sono arrivati Esposito e Belotti e l'aeroporto era abbastanza pieno, ma se dovesse arrivare il Cristiano Ronaldo di turno cosa succede? Si ferma la Sardegna, al porto, lo fanno arrivare al porto. esatto, con l'elicottero lo fanno scendere direttamente al coro porto. Su Borrelli ce l'abbiamo solo noi, questo coro, e non lo posso dimenticare. È vero, è proprio così. No, invece ti chiedo, Henry, anche proprio a proposito di nuovi acquisti, sia proprio reali, per esempio Folorunscio, ma anche quelli che sono attesi come nuovi acquisti, come Gaetano, che l'anno scorso lo si è visto veramente pochissimo rispetto a quelle che erano anche le aspettative della piazza, dopo gli ultimi 6 mesi con Ranieri. Cosa ti aspetti dai due? Allora, io quando faccio un pezzo su un personaggio, magari in mezzo alla settimana,
quando il mio collega Gaggini mi lascia un po' di spazio, devo dire, Salutiamo quando Fabio. mi consentono di scrivere i sardi, allora io, come dire, controllo tutte le pagelle dal primo giorno di campionato fino a quell'istante, controllo tutte le fasi di rendimento, e io ho fatto 2 o 3 pezzi su Gaetano l'anno scorso, devo dire che con grande pietà, con grande pena ho dovuto scrivere, perché non ho trovato 1.1. Mi ricordo quel passaggio a Parma, ma proprio Sì. ricordi con le dita di una sola mano gli episodi che lo hanno contraddistinto. Quindi è proprio un nuovo acquisto. Cioè Gaetano non ha dato nulla l'anno scorso, se non qualche fiammata, ci mancherebbe altro. Ricordiamoci che Gaetano era nel giro della nazionale a un certo punto. C'erano degli uomini che Spalletti poteva chiamare. Arrivava con un pedigree di altissimo livello. A Cagliari ha trovato difficoltà. Noi sappiamo che è uno sport dove ci si fa male spesso, e spesso non viene detto dai grandi club, dai club, che cosa hanno i giocatori realmente. Noi lo scopriamo, come tu sai, il venerdì, il sabato, Certo. soprattutto con Ranieri. Nicola forse era più aperto, però Gaetano ha avuto grossi problemi fisici, anche un intervento chirurgico, e quindi ovviamente è giusto aspettarlo. Cioè non è questo, non sono gli scacchi. È uno sport dove, come dire, ti fai male perché è così, come quando un pilota di Formula 1 ha un incidente, cioè ci sta nelle regole. Gaetano è il grande nuovo acquisto del Cagliari, secondo me. Mi è sembrato pimpante dal punto di vista fisico ultimamente, ci credono molto, perché intorno a lui a Prati sono state costruite autostrade in modo che loro possano giocare. È uno dei grandi acquisti, secondo me. Foloruscio mi è piaciuto, è un giocatore, cioè Foloruscio fisicamente vale totalmente la Serie A. Non ho capito se faccia gol, se punti la porta, o se sia solo un uomo di grande quantità, perché comunque fisicamente siamo a livelli di Premier League. Poi i piedi ci sono, mi sembra uno anche abbastanza inserito nel gruppo. Foloruscio e Gaetano li promuovo. Su Gaetano sono pronto a smentirmi, perché gli anni scorsi non abbiamo visto quasi nulla. Il primo anno quelle fiammate finali, e poi adesso l'anno scorso con la Serie A si è scontrato duramente. Saluti da Roberto Garau, caro Enrico, salutiamo, cioè complimenti per l'ospite. E complimenti anche a lui. E complimenti anche a lui. Hai parlato di Parma, Henry, mi hai ricordato quel pranzo meraviglioso della trasferta dell'anno scorso. Perché allora, tu non sai, io sto cercando il ecco. modo di tornarci in qualche modo. Ecco, vedi. Anzi, lo consigliamo, 2 platani, giusto? Esatto, hai 2 platani. È un ristorante di una bellezza e di una bontà assurda, veramente. Esatto, quando ci sarà Parma-Cagliari, ragazzi, chi dovesse andare in trasferta, un sappiate, esatto, il famoso pullman per accompagnare i piccoli, lo spostiamo su Parma. Un posto allora, io ricordo 3 clamoroso. cose di quel pranzo. Ricordo Velluzzi, vabbè, come ingrediente, diciamo. E poi il gelato finale, quello col coso che girava tipo zucchero filato, no, poi ragazzi, qualche affettato, diciamo, di altissimo. Voi non potete capire. Poi magari in un altro momento ci chiedete foto, vi mandiamo documentazioni. Ci sono documentazioni, anche video. Sì, video, assolutamente. Henry, allora, nel salutarti però ti chiedo, cioè non posso non fare un passaggio su una delle cose principali dell'Unione Sarda di oggi in edicola, ovvero l'intervista a Massimo Cellino. Posso dire un po' anche a sorpresa, perché era un po' uscito fuori dai radar Cellino in questi ultimi mesi, dopo i problemi, diciamo così, di Brescia. Che esperienza è stata? Perché adesso vediamo la foto, quel pallone è tuo. Esatto, sbaglio? Esatto. Diciamo, i diritti vanno anche a me. Il pallone è mio e il direttore lo ha scritto, tra l'altro. Sì, lo ha scritto, è per quello che te l'ho detto. Perché allora, il mio sono venuti insomma, l'abbiamo usato già 3 volte, il promo di Cellino è un promo mio sull'inserto calcio dilettanti. Pallone vero, tra l'altro, vero originale. Sì. Si vede. Questo, Cellino è stato ospite di Ambra Pintore, che fa quella trasmissione La Voce Sarda, mi pare che si chiami, dove intervista le persone, intervista personaggi sardi di alto profilo. Lui è arrivato, lo ha acchiappato per un orecchio Emanuele De Sì, l'ha portato nel suo ufficio e ha fatto 15.000 battute in quel pezzo, insomma. E c'è un po' di tutto. Lui si santifica molto.
Lui si dipinge come il salvatore del mondo, ecco, stiamo ovviamente scherzando, è un bel colpo giornalistico secondo me. E lui Confermo. dice che è un po' una vittima del sistema, una vittima di tutti gli ingranaggi che lo hanno spazzato via, anche vittima del maligno, ho letto. Sì, Vittima del diavolo. sì. Il diavolo si è accanito su Brescia e questo e quant'altro. Però è un personaggio colossale, clamoroso, che il calcio mi pare che stia perdendo, ecco. Sì. Però Assolutamente leggetevela, sì. è molto interessante. Merita assolutamente. Sì, veramente. L'ho letta tutta stamattina con molto interesse. Anzi, ieri notte l'ho letta, perché io l'Unione, devo dire la verità, lo leggo sempre appena va Pensavo andassi online al centro stampa a prendere No, sono abbonato, quindi nell'app intorno a mezzanotte e mezza a luna, appena prima di addormentarmi, di solito leggo l'Unione. Va bene, Enrico, grazie davvero di essere grazie stato a voi, con io noi. starei qua tutto il giorno se possibile. Guarda, ti rinvitiamo 100%, quindi stai tranquillo, ci rivedremo sicuramente più avanti. Buon Va lavoro bene? e buon lavoro per tutto e ciao. Altrettanto, Enrico. grazie, ciao Henry, Ciao, a presto ciao. e buon lavoro. Insomma, grazie anche ovviamente a Enrico, con cui è sempre bello chiacchierare un po' di tutto, perché insomma va bene il lavoro, però poi secondo me serve anche quel pizzico, no, di simpatia in più che non guasta mai ai nostri tempi. Allora c'è L'utilizzo di Cellino davanti è una roba, comunque davvero sì, una roba, leggetela, ragazzi, una perché, roba interessante. Bello il passaggio che ha fatto Enrico, lui si santifica molto. No. Voi leggete e Esatto. poi ovviamente il lettore poi fa il suo Treccani dice, commento. immagino che a Brescia ci lo vedano mancherebbe. come una vittima. Sì, assolutamente. Vabbè, comunque insomma. Ci sta, dai. E lo sappiamo, secondo me niente di nuovo, posso dire. Quindi No, vabbè, leggetelo. però Perché lui... comunque è interessante, perché ci sono diversi, No, va letto, certo. diversi temi, anche il rapporto con Giulini, cioè Sì. per dire, giusto per fare una cosa. Il Non discorso sapevo dello quel stadio, passaggio, non sapevo quel passaggio con Mazzone. Lo sai? sì, Non lo ma sapevo. la roba di Schillaci? Sì. No, quella è nota. È nota. Che Mazzoni Vabbè, gli aveva chiesto Klinsmann, vabbè. gli aveva Vabbè, chiesto tutti quei giocatori. Cellino aveva preso UEA dal Paris Saint-Germain. E invece lui voleva l'italiano, alla fine era arrivato Oliveira. Ma però diciamo che in quel Vabbè. periodo non ci possiamo lamentare. Io Beh, ero direi proprio di piccolino e abbiamo visto la Coppa Io ancora UEFA. di più. Quindi Io ancora mi di pare più. che non si può dire niente da questo punto di vista. Direi proprio di no. Va bene, Allora, comunque abbiamo fatto un bel ragionamento con Enrico un po' su questo inizio di nuova stagione. Siamo in attesa di farlo sul Parma, perché a breve si collegherà, giusto? Sì, Francesca, che allora, aspetta, tra l'altro le mando anche un messaggio. Però c'era una domanda di Barra de Ferru che dice: purtroppo Sì. mi sono potuto collegare solo adesso, avete fatto un passaggio su Kilixoi. No, non è No, stato non fatto l'abbiamo un passaggio fatto. su Kilixoi. Ricordiamo che ha fatto 90 minuti con la Sì. Turchia Under 21 e comunque si candida sicuramente a entrare se non dovesse partire titolare, perché per come la vedo io, Sì. punta centrale, tu hai Borrelli, Belotti e Kilixoi entra in quel famoso ballottaggio in caso di Gaetano come trequartista con Esposito Luvumbo. È un po' quella la zona di campo più che punta centrale. Allora, guarda, ti dico, io ho visto un po' adesso sto cercando di metterlo anche qui, ho visto un po' di immagini, di highlights chiaramente della sua partita con la Turchia Under 21. Questa è l'azione personale fatta insomma a metà del primo tempo. Ne parlavo con un amico che appunto mi ha condiviso queste immagini, questo tweet, insomma. Vedo ancora un giocatore che probabilmente non è, cioè è ancora un po', guarda adesso per esempio ve lo dico nello specifico, poi chi ha giocato a pallone e chi è stato sovrappeso come il sottoscritto, che è ancora sovrappeso, giusto per essere chiari, però dico, può capire un po' la situazione. Cioè adesso guardate come lui conclude, quando va a recuperare il pallone è un po', no?
Affaticato, mettiamola Sì, così. cioè non mette benissimo mette benissimo i piedi anche nell'inseguimento del pallone, e secondo me, ripeto, a me ha ricordato ovviamente a livelli molto molto più infimi e più bassi, quando fino a qualche anno fa continuava a giocare a pallone, prima dell'ernia del disco e tutto, con diversi chili sovrappeso, quando tu insegui la palla e non sei ancora però chiaramente al 100%, se traduci la telecronaca, sicuro. Tra l'altro salutiamo Penso che anche ogni tanto Gianca. dicano, grande Ciao, Gianca. Gianca, un abbraccio forte forte, Schillaci, Weah, Klinsmann, Polster, Serena, vabbè, ma a Gianca come te eravate bambini veri in quegli anni, cioè voi eravate più grandi di me, siete più grandi di me, quindi avete un ricordo migliore sicuramente di quel periodo rispetto a me. Ecco, come dice Traccadda, non ha la piena reattività, perché sì, probabilmente esatto. è proprio quello. Però vi dico, sicuramente questi 90 minuti con l'Under 21 bene gli fanno, Certo. perché intanto mette allenamento, mette partita soprattutto, ritmo gara nelle gambe, e secondo me davvero, come c'era stato detto dall'inizio, tra un mesetto dovrebbe essere al top della forma. Però già oggi, cioè già, non oggi, l'altro giorno ha giocato, però già vedere comunque che la testa gli permette anche di fare questo tipo di azioni, di pensare questo tipo di azioni che non sono assolutamente banali, vuol dire che il giocatore c'è. Quindi magari non gli fai giocare una partita intera, non gli farai giocare magari un'ora, però già mi sembra che il suo tipo di apporto possa essere proprio anche a livello di minutaggio sicuramente più importante. Tra l'altro abbiamo visto giocare non da prima punta pura, ma anche lì un po' da battitore libero fondamentalmente in zona d'attacco, e anche questo secondo me è un segnale, per esempio, il fatto che non necessariamente dovrà giocare centravanti, anzi magari col fatto che ci sono Belotti e Borrelli magari lo vedremo nella tre quarti, cioè Anche dietro spostato il come centravanti, supporto, magari sì, certo. con meno compiti difensivi. Assolutamente. Allora, Vai. abbiamo la nostra ospite Francesca, la facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Francesca, bentrovata. Buongiorno. Come Buongiorno stai? Francesca, benvenuta. Buongiorno a voi, tutto bene, grazie. Voi come state? Tutto bene, siamo Bene, pronti per questa sfida di sabato. Tu come... Ma vieni a Cagliari? Certo, parto domani sera. Perfetto. Alla grande. Allora, Francesca De Vincenzi, direttrice di Parma Press 24. Fra, ti chiedo subito com'è stato l'impatto. Ecco, ne abbiamo parlato noi in altre dirette, aspettavamo un po' l'esordio del Parma di questa, insomma ha fatto 2 partite, una sconfitta con la Juve dove ci poteva anche stare, però poi contro l'Atalanta Cutrone appena entrato ha portato il pareggio con tanto entusiasmo, l'abbiamo visto anche bello carico Cutrone. Esatto, beh, allora, Ecco, crollato il nome di Cutrone. Telefonata, 100%. ecco, scusate, mi è suonato il telefono, scusate. Infatti. No, dicevo, sicuramente a Torino può capitare che ci poteva stare di perdere. Quello che è dispiaciuto di più della partita con la Juve è stato il modo, nel senso che non si è proprio visto il Parma in campo, quindi diciamo non si è partiti proprio benissimo, anche se sappiamo per carità che il calendario non aiuta, tutte le attenuanti che vogliamo, compreso il fatto che la prima di campionato è sempre un po' così un'incognita, no? E quindi la prima è stata quello che è stata. Già contro l'Atalanta secondo me si è visto qualcosa che assomiglia di più al Parma, si è visto una squadra con più idee, una squadra più organizzata, una squadra che si è adeguata anche in campo all'avversario. Diciamo contro l'Atalanta si è visto un po' di Parma, si è visto l'ingresso di Cutrone sicuramente decisivo, ha giocato qualche minuto a ristagno, quindi diciamo che anche i nuovi acquisti hanno iniziato a prendere confidenza con la nuova squadra. Io l'ho sempre detto, ma non lo dico oggi perché sto parlando con voi, io ho sempre detto che il campionato del Parma sarebbe iniziato a Cagliari, ma per 2 ragioni. Uno, perché è la prima partita sulla carta
abbordabile, nel senso, cioè sulla carta con un avversario più o meno di livello, dello stesso livello. 2, perché comunque io penso sempre che con il mercato aperto sia tutto più complicato, ma per tutti, non solo per il Certo. Parma. Cioè per qualsiasi squadra col mercato aperto è tutto maledettamente più complicato. Infatti io ho un po' questa convinzione sempre che la prima sosta delle nazionali sia quasi un secondo ritiro, no? Perché lavori sostanzialmente con la squadra che tu avrai. È chiaro che anche Cagliari non è un avversario semplicissimo, perché è stata una squadra bella solida, bella organizzata, mi piace tantissimo il vostro allenatore, quindi non è sicuramente una passeggiata, però diciamo tra Juventus, Atalanta e Cagliari sul livello del Parma ci vedo più Cagliari che le altre due, ecco. Certo, assolutamente, assolutamente. Sul discorso relativo, abbiamo parlato appunto dei Cutrone, ma è arrivato anche Oristagno che qui a Cagliari, insomma, ha iniziato, diciamo, la sua carriera. C'è la possibilità, perché ho letto da qualche parte che c'è la possibilità che questa possa schierare tutti e tre insieme. A me viene un po' difficile perché magari ti serve un giocatore a gara in corso, però quello che è successo con l'Atalanta, ovvero Pellegrino con Oristagno e Cutrone a supporto, squadra abbastanza offensiva, però non conosco ancora questa, quindi non so che idea possa avere. Allora, è sicuramente un'idea coraggiosa, diciamo, se non altro, però io credo che si possa fare. Non credo sinceramente che possa essere una formazione di partenza, nel senso la vedrai un pochettino sbilanciata. Può essere una soluzione a gara in corso, se magari devi riacciuffare il risultato. Ripeto, questa è sicuramente un uomo offensivo, cioè è sicuramente un uomo da calcio spettacolo, insomma non è sicuramente quello terrorizzato che mette il pullman davanti alla porta, però Ristagno, Cutrone e Pellegrino, diciamo, mi sembrerebbe un po' spregiudicata come formazione, visto e considerato che a centrocampo non abbiamo chissà quali giocatori che facciano filtro, quindi insomma partire così diciamo che potrebbe essere suicida. Poi è chiaro, magari sei sotto, devi recuperare il risultato, oppure vuoi provare a spingere di più per spaccare la partita sullo 0-0, è sicuramente una buonissima alternativa. Io Ristagno, lo dicevo in tempi non sospetti quando ancora giocava a Venezia, è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, e a me i giocatori di qualità e di quantità come lui, forse per me giocherebbero sempre, però purtroppo a volte ci vuole anche un po' di equilibrio, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Fra? Sì, no, volevo chiedere a Francesca un discorso un po' sul mercato, fondamentalmente, nel senso che è un mercato particolare quello del Parma, perché è stato 2 infortuni gravi durante l'estate, penso a Ondrejka e soprattutto a Frigan, che primo allenamento, al secondo se non ricordo, comunque appena arrivato si è rotto il ginocchio, e quindi ha costretto poi di fatto il club a dover mettere una sorta di toppa, soprattutto penso all'infortunio di Frigan, che doveva essere, da quello che abbiamo letto, insomma, l'alternativa a Pellegrino. È arrivato Cutrone. Ecco, che estate è stata sul fronte mercato? Allora, è stata un'estate complessa, nel senso che già di per sé il mercato è sempre complicato, ma lo sappiamo tutti, non lo dico sicuramente io per prima, nel senso il mercato è sempre le logiche tutte a sé stanti e lo sappiamo insomma come funziona. Diciamo che pronti via, un'amichevole ti si fa male, Ondrejka sicuramente non ti agevola perché ti costringe ad andare a cercare qualcosa, cioè ti costringe comunque cioè se tu parti magari con un'idea di mercato, che so, dici mi servono 2 difensori, un centrocampista e un attaccante, per dire, e poi ti si fa male Ondrejka, che lo puoi considerare un trequartista, una seconda punta, un attaccante, però comunque un uomo che vede la porta e che l'anno scorso ti ha dimostrato che la vede, ed era comunque finalmente ambientato, nel senso che comunque l'anno scorso magari appena arrivato ha iniziato a segnare, però ci ha messo un pochettino a prendere confidenza col campionato italiano, col Parma e tutto quanto. Adesso che è ambientato, che sta bene, che inizia a far vedere le cose, ti si fa male, quindi palata e devi tornare sul mercato per sostituirlo in qualche maniera. Fortunatamente un Perone è un infortunio un po' meno grave di qualcosa, cioè nel senso avevamo Charpentier che poi adesso è stato venduto ma che si è rotto il tendine d'Achille, per come è venuto l'infortunio di Ondrejka temevo fosse tendine d'Achille anche lui, invece un Perone per carità è un osso, è noioso ma certo lo sistemi, ecco, diciamola di lì.
La vera tegola secondo me è stato Frigan, che poi è il motivo per cui sono corsi ai ripari andando a prendere Cutrone. Nel senso che la vera tegola è stato Frigan, perché comunque in allenamento, al secondo allenamento, il giocatore ancora nemmeno presentato alla stampa, quindi c'è proprio pronti via, arrivato, ha fatto le visite mediche, quindi era tutto a posto, pronti via in allenamento, e Frigan se lo vediamo a marzo, aprile. Eh beh, sì. Campionato Per forza. compromesso. Non sono un ortopedico, però credo che i conti della serva questi siano senza bisogno di essere un medico. Sì, sì, E sì. quindi è Beh, chiaro minimo che 6-7 mesi. Quindi. lì Corriere Pari ha preso Cutrone, che è un profilo sicuramente interessante, per carità, per Cutrone parla la sua carriera, non devo parlarne io. È sicuramente un tipo di giocatore molto diverso rispetto a quelli che piacciono, diciamo, al presidente Kraus, nel senso è italiano, non è giovanissimo, quindi non è un prospetto, ma infatti è un prestito, perché comunque l'hai preso perché dovevi pezzare in qualche maniera, nel senso, cioè, Certo. io ricordo anni e anni fa quando si fece male Budan, sempre nell'amichevole estiva, proprio tipo il 30 di agosto col mercato che chiudeva il 31, si fece male Budan in amichevole e il Parma corse ai ripari e richiamò Bernardo Corradi. Cioè, sono quelle mosse che fai per l'emergenza, diciamo. Sì, sì. L'ultimo Poi, per giorno carità, di Cutrone mercato. Cutrone è un ottimo giocatore, ma parla la sua carriera, per lui non penso ci sia bisogno che lo presenti io, insomma, lo conosciamo. Certo. Tra l'altro Cutrone è uno dei profili che stava osservando anche il Cagliari proprio in chiusura di mercato. L'ha detto lo stesso Angelozzi, è arrivato prima il Parma, però è un'estate, come ci ricorda Traccada, uno dei nostri spettatori, dove cessioni danarose, cioè Ban, Sì. Bonni, Leoni, Som. Insomma, se il Cagliari ha sicuramente fatto delle cessioni importanti come Piccoli e Zortea, il Parma è stata ancora più abile da quel punto di vista, visto che insomma 4 sacrifici importanti, anche se poi chiaramente da spettatori lontani dalla realtà ducale, però insomma tutte situazioni differenti, mi viene da dire. Allora, credo che alcune cessioni fossero inevitabili, nel senso, ad esempio Mane Miaila, credo sia stato veramente bravissimo Cherubini a riuscire a venderli monetizzandoli, perché erano giocatori che comunque ormai avevano perso stimoli, giocatori di cui non discuto la qualità, però che ormai a Parma erano fischiati dai tifosi, non erano più sereni, cioè sono profili comunque da recuperare e che a Parma non sarebbero più stati recuperabili. Quindi è stato molto bravo Cherubini a riuscire a venderli, comunque ripeto monetizzando 2 giocatori che a Parma si stavano solo svalutando perché stavano facendo la muffa nei corridoi di Collecchio. Discorsi un po' diversi ovviamente Bonni e Leoni, perché Bonni e Leoni erano 2 giocatori che che stavano dando tanto, che hanno dato tanto. E un altro discorso ancora diverso è Som. Allora, credo che Bonni fosse un sacrificio contemplato, nel senso lui comunque voleva andare, già a gennaio c'erano state le sirene del Napoli e il giocatore per un paio di mesi si era un po' appannato perché sicuramente le sirene lo avevano un po' distratto. Trattenerlo ancora quando hai sul tavolo un'offerta dell'Inter, secondo me, cioè è come stare in paradiso a dispetto dei santi, ti tieni un giocatore che comunque non è contento, a mio personalissimo parere. Idem Leoni. Leoni per carità sicuramente un prospetto interessantissimo. Io ogni tanto l'ho paragonato a Nesta, ad Alessandro Nesta, per il modo in cui esce dall'area con la palla al piede, quindi un giocatore sicuramente iper interessante e del quale non mi permetto di discutere la prospettività futura. Io dico che vendere a quella cifra lì un ragazzo che ha fatto 7 presenze in Serie A dal primo minuto e 17 in tutto, tra cui una con un'espulsione, credo che sia, cioè chi dice no 45 milioni per uno con 17 presenze in Serie A, ragazzi, cioè siamo onesti, nel senso, per carità hai perso un difensore di prospettiva ma hai preso 45 milioni. Certo. Diciamo Per uno che si deve confermare. Certo. E un altro discorso a parte ancora è Som, nel senso che Som è stato il classico giocatore che secondo me era il classico incompreso, una Loriali di turno, nel senso il medianaccio che faceva le 2 fasi, le faceva tutte e 2, si ammazzava
si ammazzava di corsa, prendeva calci, li dava, quando serviva tornava, si faceva anche il quarto di difesa, si metteva a disposizione. Tutti gli allenatori che sono passati da Parma l'hanno sempre fatto giocare, nonostante magari le prestazioni paressero non all'altezza. Quindi è sicuramente un giocatore importante. Credo che però venderlo a 18 milioni sia ben venduto, insomma. È una grande operazione. Direi. È una grande operazione. Infatti, Tracala dice: non era una critica, beati loro che hanno tirato su quei soldi. No, tranquillo, che era chiara l'accezione positiva del tuo, Ma no, del ma tuo anch'io commento. non sto Tracada. criticando, No, beh, di fronte di fronte a a quei cifre del prezzi, genere, scherzi. insomma, come puoi fare diversamente? Luca, ci sono due domande per Francesca, entrambe di Gianluca. Allora, prendiamo la prima. Allora, Francesca, secondo te il Parma a cosa deve prestare maggiore attenzione nell'affrontare il Cagliari? All'organizzazione di gioco e alla grande struttura della squadra. Cioè, è una squadra che gioca a memoria, organizzata, precisa, pulita, lineare, e quindi è una squadra, secondo me, in cui da una parte è difficile passare, entrare, quindi non puoi aspettare il contropiede, aspettare l'occasione, perché rischi veramente di aspettare 90 minuti. E dall'altra, essendo una squadra molto organizzata, ti può far male in qualsiasi momento alla prima distrazione. Quindi io credo che sia l'organizzazione di gioco più che un giocatore magari singolo che fa paura e alla quale va prestata attenzione, perché è una squadra organizzata, strutturata bene, con molta intelligenza. E invece la seconda è un po' più tecnica, nel senso che, Francesca, seguendo da vicino le squadre locali, secondo te quali fattori determinano davvero il successo e il fallimento di un club in Serie A e in Serie B oggi? Questa è una domanda da Marzullo. Successo intendiamo sportivo? Beh, sì, da una parte sportivo, ma dall'altra penso soprattutto economico, nel senso che nel momento in cui tu fai il passo più lungo della gamba rischi poi realmente di mandare a rotoli tutto quello che hai cercato di costruire per degli investimenti sbagliati magari. Allora, io credo che per far sì che gli investimenti siano sensati e oculati serve un direttore sportivo capace. Quindi, cioè, la cosa più importante è innanzitutto un piano economico chiaro, cioè che deve essere un piano aziendale, un piano industriale, come se la squadra fosse un'azienda, perché poi purtroppo ci sarà un bel giorno che qualcuno si alzerà e dirà: adesso il fair play finanziario ho deciso che lo applichiamo, perché ad oggi esiste è una bella parola che sentiamo, no? Però un giorno si alza uno una mattina e dice: adesso il fair play lo applichiamo, e che poi dopo magari sono nella Serie A con 3 squadre, perché le altre le cacciano nelle categorie minori. Quindi io credo che da una parte serva un piano proprio economico aziendale, come se fosse un SPA, come se fosse un'azienda e non come se fosse una squadra di calcio. Servono dirigenti capaci di rimanere dentro le linee dettate da questo piano industriale, quindi concessioni anche dolorose magari, però necessarie per far sì comunque che il piano industriale venga rispettato. I diritti TV sono, per quanto mi riguarda, una nota dolente, nel senso che io comunque credo che i diritti TV siano molto importanti, cioè sono importanti perché comunque le TV contribuiscono tanto all'economia delle società, ma sono quelli che contribuiscono comunque in modo inferiore, così come gli abbonamenti, insomma, contribuiscono in modo inferiore rispetto alla capacità di fare mercato e di costruire uno zoccolo duro di giocatori che puoi andare a creare dal nulla, pagandoli zero, e vendere per autoalimentarti. Diversamente rischiamo di avere un campionato di tante Inter e tante Juve che spendono tanto ma non hanno i bilanci a posto, non hanno i conti a posto, cioè ce li hanno a posto perché vengono continuamente ripianati, ma in modo esterno, non autoalimentati. Esatto, assolutamente. Perfetto. Ti faccio l'ultima domanda perché rispetto allo scorso anno, ecco, abbiamo parlato di attaccanti, ma sono arrivati anche 2 difensori, che Troilo e Ndiaye, che comunque sono 2 giocatori che per ora, diciamo, probabilmente non sono ancora titolari, ma nel lungo periodo possono diventare i titolari al posto di Circati e Valenti, secondo te? Allora, Ndiaye sicuramente sì, nel senso Ndiaye comunque arriva dal campionato francese, che è un campionato europeo, quindi non arriva dall'altra parte del mondo, nel senso è sicuramente un buonissimo prospetto, è altissimo, ragazzi, è una bestia, e quindi Ndiaye è un buonissimo prospetto, io credo che troverà spazio.
Troilo, anche lui è sicuramente un giocatore molto interessante, ci metterà un po' di tempo magari a ambientarsi, però sono sicuramente giocatori che potrebbero essere titolari, anche perché Circati non sta facendo benissimo e Baro infatti. che è stato ceduto, quindi E Del Prato è lì a chiudere il tridente centrale difensivo. vabbè, Del ormai. Prato è santo, Del Prato è un santo, cioè. Del Prato dove metti sta. Quindi lui Sì, sta però giocando a 3 e Lovic sta Del- giocando a destra, quindi Lovic sta tutta giocando a cosa. destra col piede invertito. All'inizio sembrava patire, però devo dire che già, cioè, mentre a Torino sembrava proprio un po' spaesato, perché poi sappiamo che giocare col piede invertito non tutti sono troppo contenti, È no? vero. A Torino Confermo. sembrava un po' spaesato. Devo dire che già contro l'Atalanta mi è sembrato più nel suo, quindi probabilmente si sta abituando. Perfetto. Io però ho finito, Fra, se vuoi fare tu un'ultima domanda, e poi lasciamo No, Francesca. guarda, l'ultima, così poi appunto salutiamo Francesca, è che tipo di Parma ci si deve aspettare domani, cioè non domani, dopodomani, perdonami. E poi soprattutto Cremaschi, che è arrivato gli ultimi giorni di mercato, a me piace un sacco, devo essere sincero, dai tempi dell'MLS, se può essere veramente un giocatore di livello in questo Parma, oppure se bisogna dargli tempo. Allora, a me piace, è un giocatore che a me piace, è un giocatore io credo sia anche un po' sottovalutato in questo momento perché, allora, diciamo, il Parma voleva Reina, e lo sappiamo, non è un segreto, perché Sì. era comunque un giocatore americano, però anche con passaporto europeo, eccetera, eccetera. E Cremaschi viene un po' immaginato come un'alternativa, cioè come diciamo mi è arrivato Reina, voglio l'americano, prendo un Cremaschi. Quindi secondo me è un po' sottovalutato il suo arrivo, perché è un giocatore che a me piace molto, quindi potrebbe essere il crack, cioè potrebbe essere il giocatore che ti fa la differenza e nessuno se lo aspetta, a mio parere. Perfetto, perfetto. Molto bene. C'è l'ultimissima domanda, quella di Jeff su Twitch. Falle questa domanda e poi davvero la salutiamo. Ecco, la domanda è questa. Qual è il calciatore preferito di Francesca tra Zola e Andrea Pisanu, che sono due sardi? Calciatore sardo che ha in giocato a Parma. Parma, ovviamente. Sì, Andrea è un amico, quindi lo saluto. Andrea è un amico e gli voglio molto bene, però Magic Box Zola, insomma, a livello qualitativo credo che non si offenda nessuno se dico che tecnicamente Zola aveva qualcosina di più. Giusto qualcosa. Penso che anche Andrea non si offenda, Esatto. assolutamente. No, ma Penso che anche Andrea Andrea non è si offenda. grandissimo cursore di fascia, Andrea, però insomma Sì, sì. Zola, qualcosina in più, dai. Esatto. Zola è un altro livello. Va bene, grazie Francesca De Vincenzi, Parma Press 24, buon viaggio Grazie a a voi, Cagliari. buon E ci campionato aggiorniamo. ovviamente. Grazie. Ok. Grazie mille. Ci aggiorniamo. Grazie Ciao Francesca. Francesca, buona giornata. Buona giornata. Buon lavoro. Ciao ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Perfetto, perfetto. Allora, Bene. è necessario far vedere alcune cose. Vada. Ecco, per spiegare ecco. effettivamente il famoso pranzo di cui si parlava con Enrico. Però mi fai anche venire fame, te lo dico. Aspetta, Mamma mia. eccolo qua. Questa è la meraviglia di quello di cui si parlava prima, cioè il gelato mantecato lì sul momento. Quelle sono tutte le possibili decorazioni. Quello era l'artista del gelato, ragazzi, insomma. Merita. Aspetta, vediamo un po'. Metto anche il video, vediamo se. Eccolo, Bibi. Cioè, non avete idea di che cos'è questa cosa, eh? Cioè, veramente una roba Spettacolare. oltre. Che bello. Oltre. Veramente oltre. Infatti, guardate la signorina dietro come guardava il gelato, perché chiaramente Dice questo, lo voglio anch'io. Stavo chiedendo, lo voglio rapita anch'io. da questo gelato. Va bene, dopo questo excursus culinario, che a quest'ora ci sta bene, salutiamo Matt L'Eccelso, che a Matt. breve, non spoileriamo ancora nulla, ma a breve ci saranno novità, che dice, per carità, grandi cessioni, ma a me sa di squadra che arriva o 20ª o 12ª, è un'altra stagione da dentro o fuori anche per il Parma, sì. perché anche il Parma sembra una squadra non certo da mezze bisure. Tracada, per chiudere un bidone di Diger? No, guarda, ti assicuro, allora,
Chiaramente non è che è come se avessi mangiato Esatto, un'insalatina, esatto, sia chiaro, esatto. Però abbiamo avuto sicuro, più sicuro il problemi, DJ. abbiamo avuto più problemi a digerire altri pranzi nelle trasferte, anche perché poi nelle trasferte, ragazzi, cioè, oramai, come dico sempre all'amico Lele Casini, ne parlavamo a Napoli, cioè oramai siamo rimasti panda. Siamo come i panda, perché gli unici che fanno le trasferte oramai siamo dalla Sardegna, siamo Radiolina, un po' per tutto il gruppo Unione, e poi 131, per cui insomma ci definiamo i panda. E una delle cose principali, chiaramente, della trasferta è l'aspetto culinario, perché insomma, specialmente poi nei posti dove allo stadio non ti danno manco l'acqua o quasi, perché a Napoli per esempio ci hanno dato solo l'acqua, così come è successo a Roma con la Lazio e anche in altre circostanze, per cui insomma è clamorosa questa roba così, guarda. Allora, Gianluca dice: il gelato si manteca No, solo lo sul girano macchinario, lì, non lo fuori. girano sul momento, non lo girano sul macchinario, è per quello che ti dico. Cioè, manca la prima parte del video, c'è lui che gira la cosa a mano. Ok, ma è una cosa tipica. Se voi cercate i due platani, ci sono 1000 recensioni, Gambero Rosso e quant'altro. È una cosa super super particolare. Ok, aiuto i batteri. Vabbè, ragazzi, questo è un altro discorso. Esatto. Volevo Va fare una bene, trasmissione nessuno sui è stato batteri. male. Nessuno è stato male. E questo è già ottimo, quindi. Poi Esatto, tanto è lì soprattutto carta vista canta. soprattutto vista la come si chiama, se un gelato è fantastico. Allora ci devi mandare sicuramente qualche indicazione. Ci potrei mandare i campioni del tuo gelato, ovviamente, perché non si può fare, però qualche indicazione interessante sì. Comunque vabbè, andiamo avanti, perché abbiamo detto che avremmo parlato di Fanta 131 in chiusura, quindi quindi non mi dimentico le cose. Bravo, grande. Allora, prima di tutto, oggi l'appuntamento è anticipato di un'ora alle ore 18. Mi raccomando. Per colpa mia, scusate, Tanto per cambiare. Però ho l'asta stasera e ci sarà anche una novità da questo punto di vista che vi diremo Volevo dire, stasera. ho l'asta. Hai la 742esima asta, non è che hai l'asta, hai la 742esima però oggi è con gli asta. abbonati di Tutto Fantacalcio, quindi sai. Sì. Però, Salutiamoli tutti. Li salutiamo tutti, e speriamo che siano precisi stasera e non in ritardo. Caro amico Gianluca, ti ho mai scritto che sei il mio utente preferito? Fantastico, ragazzi. Nei commenti di queste oggi ho visto alcuni. Allora, su Facebook ho visto uno scambio che non mi è piaciuto, abbiamo eliminato subito i commenti. Io l'ho visto in ragazzi, parte. risolvetevi i problemi non sulla nostra bacheca di Facebook, quindi cercatevi magari in privato se proprio dovete, ma non metteteci in mezzo in queste situazioni. Grande il nostro meteorologo di fiducia. Tra l'altro, Matte, preparati che ti chiamiamo per venire in trasmissione. Allora, chi schierare questo weekend avanti in attacco a 3: Paz, Castro, Dybala, Giovane e Dovbyk. Ma allora, vedo Nico Paz lo devi mettere sempre e comunque, quindi lui è il primo. Poi Dybala gioca titolare ed è Roma-Torino, quindi io una maglietta gliela darei. E poi ti dico, di base dovresti mettere Castro. È il corazon, anzi il però io ti perché consiglio ovviamente il buon Giovane in Verona Cremonese che si deve sbloccare. Grande Giovani. E bloccare la Cremonese che ha 6 punti. Il nostro quindi, idolo. gol di Giovane. Quindi io metterei questo. Racada dice, scusate, ma Paz non è centrocampista centrale, probabilmente è roba di mantra, può essere altra lista o può essere mantra, certo, assolutamente, che comunque Paz nel mantra è T. Quindi grande, volevo proprio tentarmi Giovani. Grande. Vado sul sicuro, vedi? Va bene. Ovviamente, Matte, in caso di floppone la colpa dall'altra parte è di Leonardo. Però tutte le colpe. Gianluca ha fatto la prima volta il fantacalcio con noi, vediamo come va, l'abbiamo sparato tra l'allero e feci tra l'allero fanta. Già solo il nome Gianluca, epicità, solo il nome veramente epico. Quindi allora stasera ore 18, tra l'altro, caro di Leonardo,
Mi dica. Oggi farò Quando sei così un sei uso- serio. Quindi Esatto, attenzione. farò un uso privatistico, come si suol dire, del mezzo, ovvero E sarei io che il mi mezzo? dovrai necessariamente... No, il mezzo è la diretta di Fanta 131. Capito? Mi dovrai aiutare a fare il mercato. Ah, così facciamo il mercato in diretta, bello! No, allora, perché? No, aspetta un attimino, stai calmo. Che finiamo alle 22. Stai calmo. Allora, no, in realtà, come vedi, io devo prendere un giocatore, ma in realtà perché solo uno? Due giocatori. Ho solo Aumenta l'attaccante lo devo zoom, prendere. aumenta lo zoom. Sì, aspetta. Che io sono... No, ecco, no, devo prendere l'attaccante e basta Ah, in realtà. Però vabbè. ho ancora... Ho fatto solamente un cambio in difesa al momento e ho preso il tuo amico Angori. Bello. Angori per tutti, solo Sì. Angori, solo per Luca me. Di Leonardo. E devo prendere un attaccante perché ho sacrificato Pellegrino. Davvero? Perché ti Sì. serve a credito? No, per scelta. Ah, proprio scelta. Perché voglio prendere un altro attaccante forte. Mm. Oltre Quanto- Ken, David e Berardi. Ho 25 milioni. E quindi stavo pensando a... Chi sono? No, ne parliamo 25? dopo. Dai, ne parliamo dopo, dai, ne parliamo dopo. altrimenti la finiamo. Guarda, però rispondo a parliamo Music. Meglio Ildis, Glixoy o Duvikas Castellanos? Questa è bella. Perché Ildis, secondo me, non è top, ma siamo lì. E Glixoy è una bella scommessa. Castellanos, secondo me, tanto hype per la partita che ha fatto col Verona, ma la Lazio non giocherà ogni domenica col Verona. E Duvikas per ora è titolare, però magari domani, cioè domenica troviamo, anzi lunedì, perché come Mogena è l'ultima partita, troviamo Morata titolare. Quindi tra i due io forse andrei con la prima scelta. Quindi Ildiz, Quindi attacco turco. attacco turco, assolutamente. Con Di Montella in panchina. Leonardo... Con l'aeroplanino in panchina. Formato Montella. Esatto. Allora, questa Bene, è chiaramente Viciocusu ultima e cosa. Vicioccasa. Lega e Fantacalcio, unitevi alla Lega che scade domani alle 23, quindi ci sono gli ultimissimi posti. Fanta Esatto, lo 131. ricorderemo anche stasera. Esatto. Vi facciamo la testa così, La testa proprio per così ricordarvelo. Esatto. Eh sì, l'anno scorso aveva segnato Coman, certo, perché se lo dimentica. Dico sul gol. Esatto. Diceva quello. Ah, è arrivato Coman, finito. Cagliari Vabbè, è finito. però intanto il intanto Cagliari si c'è è salvato servito. anche grazie a quella vittoria. Certo, quindi. certo, assolutamente. L'ultimissima, Rabiot Maldini, Rabiot senza alcun dubbio, ragazzi. Toda la Rabiot- vida. Certo, assolutamente, assolutamente. Comunque, quindi appuntamento stasera alle 18 con Fanta 131, siete precisi, segnatevi le domande, ci saranno i consigliati, spero di riuscire a fare il video dei 4 nomi prima di Fanta 131, così ne parliamo insieme, altrimenti si può fare anche entro domani, perché la prima partita appunto Cagliari-Parma sabato alle ore 15. Leao non gioca Castellanos o domani. Leao? Esatto, è infortunato. Ahimè, è infortunato. Quindi Castellanos. Va bene? Ci Allora, vediamo ragazzi, stasera. ci vediamo stasera ore 18 a Fanta 131 live. Domani ore 19 vigilia di Cagliari-Parma. Sabato prepartita alle 14 di Cagliari-Parma. Ma con Buongiorno 131 ovviamente ci ritroviamo lunedì mattina alle 10. Ciao! Ciao, Sigla. sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.